Vangelo secondo Matteo, capitolo 8. A guarigione nulla brusa. Quando Gesù scendette a coppa della montagna, non cofane gente corretta na pressa. Entramente camminava, nulla brusa si presentava innanzi a essa, si buttava con la faccia in terra innanzi ai piedi suoi e le ricette. Signore, se tu vuoi, fammi sta buono. Gesù subito stennette la mano sua in quella a essa, lo toccai e le ricette. Io ti voglio fare sta buona. E subito che la lebbra scomparette a tutto il corpo suo. Ma raccomanda le ricette poi Gesù. Non lo dicere a nessuno, ma va, appresentati innanzi ai prevedi e fatti vedere a loro, e fa innanzi a loro che l'hanno che ha fissato Mosè in da legge sua, e che essa servirà come attestazione tua innanzi a loro che sarai stata sanata. Guarigione lo servo centurione. Vrome trasette in da città di Cafarnao, le venette incontro un centurione, che si mettette a lo supplicare dicendole: Signore, a casa mia tengo un servo, che è diventato giunga e sta malapatendo tutte le pene che sariavola. Gesù le rispondette dicendole: Va buono, mo venghi stesso in da casa tua, e lo faccio sta buono. E subito che lo centurione dicette: Signore, io non so degno che tu traseri in da casa mia. Riacca una parola sola e so sicuro che chi lo serve mio starà buono. Perché pure io sto sotto il comando è nato e tengo sotto il comando mio centinaia di soldati. Si riga uno e l'ora, va, chi le subito va. E si riga nata, vieni qua, chi le subito viene. E si riga serve mio, fa questo, chi le subito fa. Gesù, quando sentette tutte queste parole, rimanette assai contento e a tutti quelli che volevano appresso ricette. Avete intese parole di stomma. E io vi posso assicurare che rindo il popolo di Israele non ha mai trovato nessuno che tenesse una fede così rossa. Anzi, vi dico pure una cosa di più. Parecchie persone me ne arranno a levante e a ponente e si metteranno a tavola insieme con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, rindo il regno dei cieli. E i figli di Israele saranno buttati fuori rindo oscurore, dove staranno solo schiante e lamente. Poi ricetta a chi lo centurione: Va, tornate in casa tua. E proprio perché hai creduto rindo a me, la preghiera tua è stata accettata. E proprio rindo a quel momento, o servo suo, stette buono. Gesù guarisce la sogra di Simone. Gesù, come trasette rindo a casa di pietre, trovai la sogra sua, che stava rindo il letto con una freva assai avida. S'accostava vicino al letto suo, la pigliai per la mano e subito che la freva scomparette. Poi che essa si sussette rindo il letto e si mettette a servire a tavola. Quando il sole se ne era sceso, portai innanzi a essa parecchie speritate di Gesù. Scacciai tutti quegli spiriti infame con la parola sua e facette sta buona parecchi malate, perché s'accompisse tutto quello che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Chi sta pigliato in cuore a essa tutte le malattie nostre e si è pigliato pure tutte le sofferenze nostre. Come seguì Gesù. Quando Gesù vedette che attorno a essa ci stava la folla assai rossa, comandai a tutte le discepoli e passai la rispondere umana. E tanto non master legge s'accostai a essa le ricette. Maestro, io voglio venire appresso a te, a dove vai? E Gesù le rispondette: E vorpe, tenere una tana, e l'augello lo cielo, tenere nive loro. O figlio dell'uomo invece, non tenere pizza dove appusare a capo. E nato il discepolo dicette: Signore, voglio venire pure insieme con te, ma rammo che non sei atterrà a Patma. Ma Gesù le rispondette: Vieni insieme con me e lascia che hai morto atterrasse nella di morte. A tempesta. Gesù pose una saglietta in coppa a una barca e tutti i discepoli suoi lo jettano appresso. E andrasatta si scatenai a mare una tempesta così violenta che la barca si stava regnendo in acqua e tutto il lungo passavano a una parte a nata la barca. Issa danno dormiva, quieta, in coppa a prora.
Tutti i discepoli suoi s'accostarono vicino a essa, o scedarono e le dicettero: Signore, salvaci, perché stiamo iendo in fondo. Perché vi state cagando sotto? La paura, uomini di poca fede, dicette subito a loro Gesù. Poi su sette, facette una strillata o vento e o mare subito s'ammanzanetta e o vento scomparette. Tutti i discepoli suoi, chi ne spande, si mettettero a ridere l'uno con l'altro. Ma chi è mai chista che pure vento e o mare o stanno a sentire? Indemoniate Gatara. Vrom arrivarono alla sponda del mare, rindo paese re Gadarena. Due uomini che tenevano riavolo in corpo, a scena rinde Seburg, si presentarono innanzi a essa. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella via. E cominciarono a luccare. Che teniamo a vedere noi cottiga che siamo figli di Dio? Si è venuto a capo ci inguaiare, prima del tempo. Poco lontano a loro, gestivano branche e i porci assai rossi, che pascevano. E tutti quei demoni cominciarono a supplicare, dicendo: Se tu non ci vuoi scacciare, a ca, mandaci dentro a quello branco e i porci. E iate, rispondette a loro Gesù. E tutti quegli spiriti infami ascettano dentro a quei due corpi e trasettano dentro a quello branco e i porci. E rindano un momento tutti quegli porci si buttarono uno roppanata angoppano di rupe in do mare e murettano affogate dentro all'onna soia. Tutti quelli che facevano a guardia a quegli porci se ne fuiettano e presso e trasendo dentro la città si mettettero a contare ognuno che incontravano. O fatte quegli porci e tutte quelle che era successo a quegli due uomini che tenevano il demonio in corpo.